Vaga distrattamente abbandonata, l'occhio sotto capello. Oggi ci incontriamo un po' con tutti i partecipanti, tutti gli artisti partecipanti alla sesta edizione. Stiamo mettendo a punto il programma che cureremo a bordo, che realizzeremo a bordo, e quindi oggi con il professor Scialò, con tutti gli artisti, l'ensemble, con Fiorenza Calogero e tutti gli altri artisti stiamo mettendo su il programma che offriremo a tutti gli ospiti durante la sesta crociera della musica napoletana. La domanda si aspetta a me e mi risponda se io può sapere che non c'è sta nessuno. Quest'anno partiremo da Napoli per Bari con il pullman, imbarcheremo a Bari sulla MSC Divina, che ricordo essere la nave dedicata alla divina Sofia Loren, e da Bari arriveremo a Catacolon, poi da Catacolon raggiungeremo Izmir, Istanbul dove avremo il primo scambio culturale, da Istanbul arriveremo a Dubrovnik, altro scambio culturale, poi Venezia, terzo scambio culturale, e poi ritorneremo a Bari. Bari, pullman per Napoli. Quindi non facciamo altro, non ci possiamo augurare altro che invitare tutti i napoletani a venire con noi per assistere a questo programma e questo progetto veramente molto impegnativo. Cerasella, inda diembere il limone, Maria Lasta, non schiappona, Cerasella. Francesco Spinosa e Licciardi, Gianni Licciardi per quanto riguarda la Maeva Viaggi, messi insieme, quindi partner di Francesco Spinosa, abbiamo organizzato e quindi inserito l'estemporanea di cui stavamo parlando. Come dicevo prima, non è un'opera da studio ma un'opera in diretta, quindi fatta direttamente a bordo della nave, facendo questo viaggio con i porti cui saranno seguito come percorso culturale. Ci saranno iniziative, quindi incontri culturali, Izmir, Istanbul, Dubrovnik e così discorrendo. La pittura in quel caso che cosa acquista? Una forma di manierismo, cioè noi siamo in questa maniera, anche se può sembrare un termine un po' deleterio, ma non è così storicamente, per cui la pittura di maniera, o visto diversamente, tra la cultura Oriente ed Occidente è una formula laboratoriale, per intenderci, per cui le mani, la mente diventa libera da ogni opzione. Sesta crociera della musica napoletana dal 22 al 29 settembre 2013. Mare, sole, divertimento, relax, buona cucina, aggregazione cultura e tanta buona musica. La prima fa sentire tre canzoni che tutto paravisa da cantare. Sospira, vaso, musica e passione, roba che sulla Napoli si fa. Un piacere essere di nuovo presenti nel cast artistico della sesta crociera della musica napoletana. Un'opportunità sicuramente notevole non solo per gli artisti ma per tutta Napoli. Questa idea che è nata 6-7 anni fa, proprio quasi come una scommessa per cercare di portare la cultura e uno degli elementi maggiori della cultura napoletana in giro per il mondo, è diventata una realtà, ormai una realtà assolutamente stabilizzata. Noi abbiamo avuto il piacere di partecipare alla crociera dello scorso anno e devo dire è stata un'esperienza per noi estremamente positiva. Quindi abbiamo certamente accettato l'invito di buon grado di ripetere questa esperienza. La nostra ensemble Napolantica, come sapete, è un gruppo che da 10 anni porta sul territorio nazionale le tradizioni della musica classica napoletana, perché riteniamo che sia un genere che non vada assolutamente dimenticato. Per quanto sia cantato in tutto il mondo e sia personalizzato, noi crediamo fermamente nel fatto che questi capolavori, che sono stati concepiti da grandissimi autori, devono essere riproposti assolutamente e valorizzati, mantenuta alta l'attenzione su questo nostro patrimonio.
anche quest'anno quindi ci ripeteremo, cercheremo di dare come sempre il massimo, anche perché in situazioni del genere è facile dare il meglio. Oi Maria, quanta sonno aperta per te, fammi dormire abbracciata un poco con te. Oi Maria. Quest'anno le conversazioni hanno nuovi temi, come è ovvio che sia. I temi prescelti fino adesso sono 3. Il primo tema riguarda i posteggiatori, che è una figura abbastanza interessante, diciamo, della nostra cultura in generale, che ha grandi radici, diciamo, nel passato, già nel Medioevo. Diciamo, nasce un po' come quello che possiamo chiamare la musica non sedentaria, la musica per le strade, la musica che si muove, la musica che cammina. Il cinema è l'altro grande tema che quest'anno cominciamo ad accennare, perché guardate che il rapporto fra Napoli canzone e cinema, Napoli musica, canzone e cinema, ci vorrebbero 20 crociere, diciamo, non dico per esaurirlo, ma per cominciare a impostarlo. Io quest'anno faccio una sorta appunto di piccolo assaggio in 2 parti. La prima parte è il cinema muto. Tutti sanno oramai che il cinema in Italia nasce in 2 città, Napoli e Torino. Torino con un cinema più in qualche maniera legato a strutture d'autore, Napoli nasce con un cinema chantant, un cinema legato alla canzone. Molto spesso appunto le canzoni facevano da plot narrativo, e poi i musicarelli che stanno quelli a seguire, e qualche esempio anche contemporaneo, quindi come, diciamo, la canzone diventa anche lo strumento, anche narrativo, anche costruttivo, proprio ideativo dello stesso cinema. L'ultimo tema di quest'anno si chiama Salon Music, proprio, diciamo, alla tedesca, e capire invece tutto questo rapporto fra la canzone e il salotto, cioè capire quanto la canzone napoletana, o meglio diremo le canzoni napoletane, perché non esiste una sola canzone ma varie forme, come la matrice colta, no? Che nasceva dal salotto, poi dal salotto si aprirà, guarderà dal salotto la strada, entrerà in contatto con, diciamo, col popolare, con le forme anche, diciamo, della cultura urbana, e quindi nascerà una canzone che è un vero e proprio ibrido tra appunto una canzone popolare e le matrici colte. Quindi faremo questo percorso su questi 3 temi, con naturalmente la cosa, diciamo, che ci caratterizza è che queste mie chiacchierate saranno sempre sonorizzate, accompagnate dagli artisti che stanno con noi in crociera, quindi che sono determinanti, ascolti che io farò e delle proiezioni. Sesta crociera della musica napoletana dal 22 al 29 settembre 2013. Mare, sole, divertimento, relax, buona cucina, aggregazione cultura e tanta buona musica. La Maeva Viaggi crede in questo progetto e invita quanti più possibili a partecipare a questa crociera, che è un'occasione di divulgazione della cultura napoletana. Napoli ha delle grandissime risorse che vanno utilizzate, perché la napoletanità, Napoli, la cultura, soprattutto la musica, l'arte, la pittura sono al centro, sono un biglietto da visita per il turismo in Napoli e in Campania. E Maeva Viaggi ci crede. Maeva con in prima in fila il titolare, che è Gianni Licciardi. Era d'amagetta cadevanzina, a schiocca liccerase rossa, fresca era l'aria e tutta lucciardina, addurava da rosa cinta passa. Era da maggio in or, ma la scorda. Io sono molto emozionata, oltre che felice, perché mi piace questa idea che si unisca lo svago, il divertimento e la vacanza con l'esaltazione del nostro patrimonio musicale, della nostra cultura. Credo che la nostra musica ne abbia bisogno. Infatti, quello che ripeto anche sempre ai concerti, che comunque le nostre canzoni vengono cantate in tutto il mondo da tutti gli artisti stranieri di fama internazionale. Non
c'è un artista internazionale che non abbia almeno una canzone napoletana, e questo che significa? Che la nostra musica napoletana è la musica che rappresenta la musica italiana nel mondo. Quindi poi quando ci sono queste iniziative io le sposo subito, infatti sono onorata e felice che si unisca svago, divertimento e cultura. Quando tornano le rose, si stuciora torna a maggio, pure a maggio stonga ca. Si stuciora torna a maggio, pure a maggio stonga ca. Un po' approfittando del nostro testimonial, ovviamente il quale insomma farà da stella, diciamo, di questa manifestazione, avrei voluto dedicare un dipinto al classico Malizio Sella, che però io ho già realizzato in passato, perché Malizio Sella è di Eddie Napoli, uno dei cavalli di battaglia, insomma. Però quest'anno mi piacerebbe ispirarmi un poco ai nostri luoghi incantevoli della nostra costa, come Mergellina, quindi Acquaioli Mergellina potrebbe essere l'idea che già sto formulando sin da adesso. Prima e dopo i salotti del professor Chalò spiegherò un po' diciamo l'origine del tamburo a cornice, le modalità di costruzione, l'uso, le tecniche fondamentali, le aree di pertinenza del tamburo e delle varie cantate che riguardano questo strumento. Che perdimmo pace sonno, non ci dicimmo mai perché, poco che basano donna, non so stivo come, pure si chiama non risponde, per fare rispetto a me. Tenimmo già così anima e cuore, non ce la lasciamo più, manca parole. Sto desiderio di mi fa paura, campo di te, solo per te, per non morire. Quest'anno tocca a me, porteremo la nostra musica, la nostra cultura nella parte del Mediterraneo dell'Est, tra Grecia, Turchia, Cefine, Venezia, Bari, e quindi saremo in buona compagnia. Ci sarà anche il professor Chalò, un grande musicologo. Come sarà, insomma, le tue performance? Cosa stai preparando? Hai pensato già o tu sei un po'? La mia performance sarà una sorpresa, anche perché conterrà, voglio dire, dei momenti molto particolari. Sarà una bella performance sicuramente, come sarà una performance molto bella anche quella dei miei colleghi che parteciperanno. È una sorpresa, le sorprese non si svelano, è come la festa di compleanno, che ha un regalo chiuso in una scatola che apriremo dal 22 al 29 di settembre di quest'anno a bordo della nave Divina. Grazie a voi, mi raccomando, tutti a bordo, vogliamo la nave piena, il teatro pieno, vogliamo stare insieme con voi che siete tanti, che siete belli e che siete, voglio dire, poi indispensabili, se vogliamo, giusto? Che ci dicimmo a fa parola amara, se io bene può campare con un respiro e si smania pure tu
teni, ma c'è così, anima e cuore. Siamo ritornati praticamente ad essere dei mecenati, cioè a incentivare gli artisti sia dal punto di vista musicale che pittorico che poetico ad esprimere il loro meglio, e quindi noi lo facciamo in una location eccezionale. Invece di farlo staticamente in un luogo ben preciso, noi lo facciamo su una nave da crociera che porta in giro per tutto il Mediterraneo le cose più belle della nostra regione. Ci auguriamo solamente che tutti quanti i napoletani di buona volontà ci seguano in questo nostro messaggio, in questa nostra operazione, e che diventino sempre di più i napoletani e le aziende che seguono questo nostro esempio. Vi aspettiamo tutti, venite a bordo con noi. Salpi chi può! Se non sai la cosa che non ha già avuto mai, bene a così grande, così grande. Dal 22 al 29 settembre 2013, una settimana da sogno sulla MSC Divina con la sesta crociera della musica napoletana e con la garanzia, l'affidabilità, la serietà e la storia della Scoop Travel. Ti aspettiamo! Prima prenoti e più risparmi. Sesta crociera della musica napoletana. Ci sei? Si parte!